Signori, scusate. Scusate, sto facendo un'inchiesta. Per la spazzatura. Ma capisci? Com'è? Volete dire qualcosa? Perché c'è. Mi dico che è Vabbè. No, ce lo può scrivere benissimo. Vabbè, ci scriviamo. C'è un mal servizio che non funziona. Prima doveva mettere il secchione adatte, prima doveva mettere il secchione adatta per la spazzatura e poi togliere i sacchioni. No, che ti un macello. Che stiate aspettando? I sacchetta. Per pigliare i sacchetta, no? Certe strade l'hanno fatto, I sacchetti certe strade no. A me la cosa che dispiace è che io vado all'urte. Oggi, stamattina alle 9:15 e mi dicono vada alla chiesetta di San Biagio che troverai i sacchetti. Vengo alla chiesetta di San Biagio, la porta è chiusa. È chiuso. Si viene dal campo sportivo e come sappiamo come funzionano gli autobus, la gente parte a piedi per arrivare qui. Arriva qui e trova la porta chiusa. O c'è il malgoverno a livello del sindaco e compagni, oppure nessuno sa quello che si deve fare nel suo proprio ufficio. Ci sono i condomini che ci vogliono i secchioni adatte. No, non c'è nessuno. Dove abito io ci sono i cani d'andaggi. Mettiamo la spazzatura. C'è, questo, già che c'è il danza. Dove succede? Sono gli anni, avremo voglia. I cittadini possono avere la colpa, ma non sono stati né informati né niente, per cui questi cittadini non sanno che hanno a fare. Allora i cittadini non sanno, se la debbono fare differenziata perché da un lato c'è la differenziata, dall'altro lato il sacchetto non l'hanno dato. Non sono stati informati di questa differenziata. Allora questi cittadini che cosa debbono fare? Che manda la notizia. E ci mandiamo, se sapigliono. C'è per Sergio Pezza dopo. Ciao Sergio! Qua l'hanno tolto. Guardate cosa. Qua c'era la montagna. Scusate, stavo facendo un sondaggio per differenziata, se vi va... Va benissimo. Ah, tutto a posto? Tutto a posto. Che zona è lei? Tanto... Caposoprano. Ah, Caposoprano. Vicino all'Arlecchino. Ho capito. Cioè, nel senso che lei c'ha musicchio, c'ave... Tutto a posto. C'ave tutte cose, si ritirano, tutto pulito. Stamattina l'hanno ritirato. La differenziata com'è? Tu lascia fare? Stai attento che se è tu corio da munnizza o culo ti fanno. No, ma funziona. Funziona, cioè tu a tua zona diciamo tutto regolato. Sì. Ho capito. Guarda, dei ottimi tubi in polietilene, peccato. Sarebbe da prenderli, a noi potrebbero servire. A noi di pensiero stupendo, potrebbero... Peccato, belli tubi. Sta venendo! Un peccato, ci sono i tubi polietilene, mi volesse pigliare. Com'è? A differenziata funziona da viaggiare? No. Ah, ma dai, sinceramente. Sai che funzionano, solo queste funzionano. I sacchetta, i sicchia e i cicci. Niente. Mi chiamo Mario. Totò mi chiama. Totò, finiscila. Marietta dice, Totò, mi sta a bacchetta. Sta fanno foto, va! Come? Sta fanno io un sondaggio per differenziata, succede un bordello, come? Volete dire qualcosa? Non ce n'è sicchia, non ce n'avevamo sicchia, manco sacchetta. Dice che stanno dando a tutti i sacchetta e a certe zone, per esempio non stai io, sacchetto non avviso. Che zona è lei? Qua, zona è morta. Dopo Gravacca via. Dice che tutti hanno i sacchi e non avevamo. Va bene signori, in ogni caso, Camunnizia che tu fatto? L'ha tizzato A museo per una via. come solo? Ci avevamo che andare, ma non è passato però. Ho capito, va bene. Perso siamo, perso. Vabbè, perché siamo persi. Dopo che ammazzare a Mussolini. C'hai la televisione su internet io? I manni da BNL, i manni... Ah, striscia la notizia, a come ne vedi? Bravo. A come ne vedi? Oh, la mammannare, a Maria De Filippa la mammannare. Vabbè, c'è posta per te? C'è posto per te. Com'è?
Sei venuto a buttare la differenziata? Tassativamente no. Te la stai tenendo a casa per adesso? Certo. Il tempo che si sistemano le cose? No, io l'ho messo già stamattina fuori, però non sono arrivato. Ah, questa è una novità. Non sono ancora arrivato. Cioè tu hai messo fuori differenziata per quello che dava il cartello. Sì. E non sono arrivato. Sulla strada tutti fuori ce l'hanno, però ancora non l'hanno raccolta, non so il motivo. Ma magari perché i primi giorni c'è il disagio. Certo, può anche essere possibile, dai, non drammatizziamo. Ciao, buon'ora. Ciao, ciao. Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, a quanto pare a cosa ci appartengono, diciamo, però c'è... Sterru, ciaramite, briciolino, li potete venire a buttare qua. Guarda, qua c'è una rasta, questa differenziata, questa colonnina potrebbe anche servirci a noi di pensiero stupendo. Potevamo fare con polietilene, facevamo a tubazione e qua ci mettevamo una fontanella. Ora vedremo come viene Sarureco che dici. Ma sì, dai. Certo, non è greca, sembra dorica. Boh, non lo so. C'è le cose di Furriuna, il lato, il capitello, come si chiama? I ricciolini, no? I ricciolini, un è dorico, no, no è gotico. Gotico è chi è pezzuto. Vediamo se ci sono ancora. Sì, ci sono, eccoli là. Una stranezza, ecco. No, ci sono questi due secchi che... 4, 2 dentro 2, che penso che si scordare a raccogliere sille e magari probabilmente domani, come ora vedranno il video, dice ma che vi scordassi più tu sicchia, licenziati. Tutto l'appalto che c'era prima da munnizia normale si è concluso, giusto? Non è che dice la stessa ditta l'hanno fatta aggiornare, trasformati in differenziata, no, chiuso l'appalto con Kidron era per con un'altra ditta. A voi di nuovo a fanculo la linea su. Minchia, ma re sbagliai. È un periodo. C'è conferenza. Lo sto dicendo dopo 3 giorni, magari come dicono loro ci vuole un momento maggiore per provare, però io dico già il terzo giorno secondo me mi basta. Il terzo giorno di umile bisogna inserirlo, ho già parlato col sindaco, condivide questa tesi. Abbiamo già convocato la ditta e questa sarà una richiesta ufficiale che farà l'amministrazione comunale. Il terzo giorno di umile ci vuole per forza e quindi sarà inserito, deve essere inserito. E quindi questo costa o dovrà pagare di più il comune? E questo lo verificheremo, Noi chiederemo il terzo giorno e questo verificheremo se possiamo inserirlo all'interno dello stesso costo. Dopodiché, ripeto, i problemi quindi creati dalla ditta vanno risolti dalla ditta. I sacchettini ha ragione, la ditta li deve consegnare, infatti hanno detto che è l'obbligo dei cittadini di recarsi. Chi vuole recarsi può farlo, ma chi non può deve segnalarlo, possibilmente è meglio che più che segnalarlo, oltre a segnalarlo alla ditta, lo segnala pure a noi, così noi possiamo controllare se lo hanno o meno. Ma quello lo devono fare, è vero, lo devono fare loro, a meno che il cittadino di sua iniziativa e per collaborare viene a prenderlo. 3, ripeto, laddove può intervenire l'amministrazione, quindi come sta intervenendo nel chiedere il terzo giorno e così nel chiedere in maniera immediata questo per iscritto l'ho chiesto, lo so che già hanno iniziato a farlo, ma devono completare la distribuzione dei contenitori di metallo e di vetro da mettere nei condomini. Ogni tot di famiglie è previsto dei bidoncini di 200 kg che serviranno a mettere il vetro e il metallo. Dopodiché poi vengono i cittadini. Io sono convinto. Ma non avrebbero dovuto farlo prima che partisse il servizio? Come? Cioè, scaccia il servizio, dal giorno 16 vengono eliminati i cassonetti, eccetera. L'alternativa per il cittadino qual è? Se non trova i cassonetti di cui sta parlando lei, i bidoncini di cui parla lei, che fa?
Pare ci sia anche un'ordinanza perché non vengano appesi. Stiamo parlando di bidoncini di vetro e metallo. Sì, ma anche il vetro e metallo. Dopodiché, come bidoncine serve più diciamo per una questione intanto di estetica, no? Per non avere il vetro sparso. Prima si buttava nel cassonetto. E poi benissimo, ora si mette fino alla consegna di questi bidoncini carrellati, si mette davanti casa che viene preso. Quindi ma da quando avete tolto o hanno tolto i cassonetti dell'indifferenziato al momento in cui metteranno questi, il cittadino nel frattempo un video che fa su mangia? No, c'è il giorno del vetro e si mette davanti là. Il giorno del vetro? Non c'è il giorno? Sì, il giorno del depriamo. Non depriamo che non c'è. La questione quindi qual è? La questione è che secondo me con tutte le difficoltà e possibilmente gli errori, non è che voglio, però c'era una necessità di iniziare e una necessità di farlo. Bisogna farlo, bisognava iniziare, era facile, troppo facile per l'amministrazione comunale non fare nulla, troppo facile, era veramente facile. Mi rendo conto che provare a fare la differenziata con un metodo così stravolgente è difficile, io lo prevedevo, io lo sapevo che doveva accadere tutto questo, anche perché sono stato avvisato da loro. A me mi hanno detto che la Teca si prepari al bombardamento, ne è sicuro, io sapevo questo, è sicuramente migliorabile tutto, ognuno di noi poteva fare tutto meglio, però spero che in ognuno di noi ci sia la capacità di capire, attenzione però, forse l'obiettivo è giusto, forse l'obiettivo ne vale la pena questo sacrificio, ne vale la pena questo, se è veramente, come dico, quantomeno il beneficio del dubbio, ecco, quantomeno diciamo, che si apprezzi il fatto che ci stiamo provando e ci stiamo provando sul serio. Quanto costa l'appalto? I dati più tecnici io devo chiamare il dirigente, se volete chiamo il dirigente. La durata? Dovrebbe scadere a settembre, 6 mesi. 6 mesi. 6 mesi non mi sembrano pochi per uno sconvolgimento come quello che è stato creato. Attenzione, questo metodo, nel caso in cui dovesse funzionare, sarà inserito nel capitolato. E se arriva un'altra ditta e dice che questo metodo non va bene? Capitolato o accetta quel metodo o non partecipa alla gara. Avete stabilito una soglia minima di personale occupato per garantire un servizio, un tipo di servizio per tutta la città? Allora, loro hanno intanto preso tutti quel personale che dovevano prendere per legge, cioè tutti quelli utilizzati dalle altre ditte in passato per legge devono essere. Però assessore, io so che ce n'è qualcuno che è stato licenziato, io saggio. Io oggi infatti il consigliere giudice mi disse ora dice se è così è una notizia. Io oggi alle 16 ho un incontro con i sindacati e la ditta per parlare del personale. Buongiorno. Com'è? Posso chiedere qualche cosa? No, niente. Ah va, dai. Ci vengo io e poi c'è io. Ma vero che dici persone si stanno salvando a munizza a casa? Una cosa seria la posso chiedere? Una cosa seria? Ora? Scusa, Salvatore, tagliando la faccia Ah va dai, una cosa seria. Se come mi dice che cangiao ditta, giusto? Cangiao ditta da munizza, no? Non lo so, io non mi occupo di questo già. E dice che furono licenziate, Kid e assunti nuovi, un beneficio. C'è stato un avvicendamento, si dice. Nel senso che tipo Kid che erano già, passavano da ban. E invece licenziati, così fu? Ma io ne saccio una para licenziata fuori. Questa è notizia di ieri forse. Notizia. Il personale, so che loro stanno utilizzando del personale per quanto riguarda il call center su Napoli, Isola di Procida. e poi Isola di Procida. E poi hanno 6 persone loro che oggi che sono a Gela a occuparsi di
differenza tra genere. L'unica differenza è, invece dei grandi compattatori, tanti piccoli compattatori che sono più veloci, e quella avverrà come sempre, come si raccoglie tutti i giorni. Poi in più ci saranno 3 soggetti che passeranno, che spazzeranno, e a loro si può chiedere il becchetto, proprio perché la raccolta è diurna, se in quel sacco oggi ci poteva stare questo, ci può stare l'altro, cioè questo serve la raccolta, ecco perché loro pretendono la raccolta diurna. Ora, lei ha dei dubbi, io ho dei dubbi, tutti abbiamo dei dubbi rispetto a questo, però è un metodo che noi non conosciamo e che, ripeto, per informazioni assunte personalmente lo fanno e sta funzionando. Mancano sulle sicche secondo me, assessore. Anche quelli differenziati, che sarebbe bellissimo, no? Perché c'è scritto che c'avevano chiesto. Il problema del cassonetto qual è? È quasi una contraddizione. Il cassonetto è: io dico al cittadino di lasciare l'immondizia davanti casa perché verrà l'operatore a prenderlo solo quel tipo di rifiuto. Poi di fronte al cassonetto è come un incitamento, dice, vabbè, però no, ma io volevo dire, tipo quando c'è stato il passaggio con l'euro, no? Cioè, che c'è fuori tutto due cose. No, è inaccettabile questa cosa. È perfetta nel dire i cusuri non ci devono essere. Infatti, un giaghezza era munnizia. È un reato lasciare percolato le marciapiedi. Un giaghezza era munnizia, Luca. È un cumulo di 200 kg di rifiuti. Faccio la raccolta differenziata e faccio una cadenza della raccolta differenziata di tipo giornaliera, non giornaliera e così via. È il cittadino che se la deve tenere a casa. E dunque in questo caso la sanzione è al cittadino se non lo fa. Però la ditta neanche si può permettere di lasciarla là perché la deve raccogliere. C'è quella della... I cumuli di strada non devono esistere, cioè l'emergenza sanitaria. Salvare e il cittadino non deve metterla. Cioè, non deve essere fisiologico il cumulo, ma non deve essere nemmeno una cortesia se la fanno o non la fanno. Ci siamo in una fase sperimentale. No, neanche questo, perché purtroppo allora io colgo l'occasione di sentire anche con l'amministrazione, perché la fase sperimentale la potevamo organizzare in una situazione climatica un pochettino diversa. Nella situazione climatica odierna noi non possiamo avere l'indifferenziato e l'umido lasciato per tanti giorni. Cioè, l'umido, se la ditta non lo viene a raccogliere, lo raccoglie all'indomani. C'è il problema che l'umido se ne va in fermentazione. Perché ha detto tanti giorni? Ogni giorno c'è la raccolta. No, nei cumuli sto dicendo. Quello che non viene differenziato. Quello che viene buttato tipo di scaricare all'aperto. Quello che il cittadino non dovrebbe buttare. Cioè, non ci deve essere tolleranza nei cumuli. E quindi avete fatto diverse multe. Allora, forse non ci siamo capiti. No, non l'ho capito. Questo non lo so se hanno fatto. No, la domanda è per saperlo. Non ci deve essere. E ci sono comunque ovunque. Il cittadino che butta l'immondizia nel cumulo va sanzionato, giusto? Ci siamo? Benissimo. Cos'è che è fisiologico? Non ho detto normale, ho detto fisiologico, che in una fase di inizio il cittadino, non sapendo cosa fare... Mi pare di capire una cosa, dice il dottore. Mi pare di capire una cosa. Il cittadino va sanzionato. La gente puntualmente non c'è mai stato, non c'è ancora, non lo sanziona nessuno e non viene sanzionato. Non è mai stato sanzionato. Comunque, oggi c'è. E si forma il cumulo. Si forma il cumulo ed è qualcuno che deve sanzionare voi, o voi dovete sanzionare qualcuno. Perché questo cumulo, chi è responsabile di questo cumulo? Che abusivamente ha depositato. E non viene sanzionato, quindi c'è una tolleranza. Non viene preso. Ma c'è un'emergenza quando c'è il cumulo. E quindi che succede? L'ASP cosa fa? L'ASP segnala. A chi? Alla e quindi l'ASP multerà. Non abbiamo potere sanzionatorio. Cosa farà l'ASP? Dirà segnala al responsabile, in questo caso al sindaco, che c'è un disservizio. Bene. C'è un'emergenza in città per colpa del mancato controllo, cosa state facendo? E non ci sono i vigili, quindi chi deve controllare il cittadino, aiutiamo il cittadino però. Ti sto rispondendo. Oggi 2 pattuglie la mattina e 2 pattuglie il pomeriggio serviranno a questo. Controllare? A controllare il cittadino, a controllare il cittadino non faccia cumuli, cioè significa che non metti l'immondizia per strada. Anche un personaggio noto che ha fatto comunque.
Donegani, io Assessore, posso... Aspetta, un secondo, veloce, che se no si sparta a pazzeria. No, volevo chiedere io faccio correttamente se mi sta sabando il garage, quella indifferenziata, e aspetto il giorno dell'indifferenziata per adesso? Ecco, io il giorno dell'indifferenziata ci posso stare a munizia come era prima, no? Ecco, e allà, che cos'è l'indifferenziato? Tutto quello che non si butta quando c'è la carta, tutto quello che non si butta quando c'è la plastica, tutto quello che non è umido, tutto quello che non è vetro, tutto quello che non è metallo, quello che rimane è indifferenziato. Ma solo quello. È poca quantità. Vi faccio un esempio, le siringhe. E siccome c'è stato il disagio che mancano i secchi, cose, io a mia mi restavo un sacco di munnizza come era prima. Che devo fare? C'è quello... Come era prima, fino a mondizia normale, ma restava un sacco, era così, in stallo, che devo fare? Si segnala, lo lasci davanti a casa insieme alla carta, che ad esempio se oggi è carta insieme alla carta. E se la vado a portare direttamente a Isola Ecologica? O se no, si va a lasciare tutti i giorni, qualsiasi ora, all'Isola Ecologica sulla Gela Catania. No, per evitare di fare un verbale. L'isola ecologica, stiamo prevedendo... Così evitiamo di farci fare i verbali, almeno sappiamo o no. Io basta come fanno verbale a mia. Per l'umido, anche se il sacchetto è resistente, a volte purtroppo lasciato dalle 8 fino alle 14. No, lasciato dove? Lasciato fuori davanti alla porta. Non può essere lasciato, hanno detto che non può essere lasciato. Facciamo la raccolta porta a porta. Dove? Davanti alla porta. E se è un condominio? No, allora da capo, il condominio daranno il contenitore. Il condominio, no, ma anche per l'umido. No, il contenitore non ne ha. Non si danno. Molti ce l'hanno per quello vero. Ma tutti l'abbiamo. Quelli ce l'avete. Molti ce l'hanno, non so chi è che non ce l'ha, però ma chi deve sì, ma metti che non ce l'abbiamo. Facciamo un condominio in via Palazzi. State partendo da zero. Scusi, via Palazzi un condominio. Non hanno pattumiere, non hanno niente. Si deve recuperare il secchio. Il secchio qua. E si mette un secchio. Uno se va a cercare da sé. Si mette il sacchetto a Butera l'hanno dato. Chi stiamo dicendo? Ma anche noi... Tagliare a cercare un secchio. Chi stiamo dicendo? No, non danno secchio. Questa è una novità. Allora io il sacchetto non lo posso mettere fuori perché a terra non deve andare. Questo non capisco perché non può essere messo fuori il sacchetto. Un sacchetto non può stare nel balcone, vanno insetti, vanno zanzare veloce. No, perché lascia residui. Scusate, qua ci stiamo confondendo. La pattumiera non bisogna intendere la pattumiera senza il sacchetto. La pattumiera è un ulteriore contenitore, ma col sacchetto chiuso. A Butera è stata data un piccolo secchiello che poi certo all'inizio. Questo è un sistema di garanzia, perché se viene messo anche fuori nella raccolta porta a porta che inizia dalle 6 alle 8, poi vengono dalle 8 alle 14, anche un cane randaggio può rompere il sacchetto, rompendo il sacchetto dissembra tutto il rifiuto umido con osso del pollo e quant'altro in tutta la poi arrivano i topi, poi arrivano le zanzare, poi arrivano gli scarafaggi. No, ma munire di sì. Io dico molti cittadini, moltissimi cittadini hanno già la vecchia pattumiera, giusto? E utilizzano quella. Lei mi sta dicendo chi non ha il secchio se la lascia non va bene. Lo deve scrivere che non è consentito fare una cosa del genere. Dopodiché glielo sto dicendo, non è consentito perché ci sono delle situazioni particolari che lei non ci autorizza. No, però se me lo scrive è meglio. Non ci autorizza. Significa l'amministrazione voi siete, mica vi devo dire. Assolutamente. Io ve lo scrivo quando trovo il sacchetto rotto e vi dico andate a togliere immediatamente. Perché deve essere? Se è rotto va rotto chi l'ha rotto. Allora assessore, non dobbiamo giocare sui termini perché il sacchetto si romperà. E io come preventivamente quando lo vedrò rotto. Ma scusate, in quale comune? No, fatemi capire, in quale comune si lascia un sacchetto alla spazzatura davanti alla porta? Allora ditemelo, dai. Quale porta a porta? Porta a porta significa che mi bussa e ci una munnizza. No, si mette dietro
No, allora ci metto la pattumiera. Bene, date le pattumiere. Chi ha la pattumiera utilizza. Le pattumiere in questo contratto che è di 6 mesi. Avete fatto male. Non si cominciava, dopo. Avete fatto male, avete iniziato male, avete fatto male. Non si cominciava adesso. E se io domani questi cumuli di immondizia li rivedrò e se questi cumuli saranno rotti, dirò che il sindaco è nato in mente, perché sta facendo non altro che un abbandono di rifiuti. Perché il sindaco, se lo ricorda l'assessore, il proprietario dei rifiuti sulla pubblica via è il sindaco. Fino a quando noi non prendiamo chi li ha abbandonati, perché fino a quando chi non li ha abbandonati non viene posto in flagrante, diventa poi proprietario del sindaco di tutti i rifiuti. Vabbè, io comunque paglietto all'isola ecologica e sono tranquillo. Quella è la mia. Sì, ti stai sentendo? Sogno comune, sa? Ne avremmo più tardi. Dai, ciao, ciao, ciao.